Sono scintille che dal murales potrebbero finire in tribunale. Non è pubblicità, è un'opera d'arte. Farò degli accertamenti, vediamo cosa potrò fare. Siamo a Pianiga e questo è il murales firmato dalla Writer Star Axe, un abbellimento del capannone ma soprattutto un omaggio artistico al figlio che non c'è più. Paolo Pretato, titolare dell'azienda di carpenteria, affidò l'opera all'artista padovano tra i più noti in Italia. Era il Natale del 2014. Mi ha detto guarda si può fare, però io quasi lo dipingiamo tutto quanto, facciamo uno sfondo, mettiamo la figura e mettiamo anche qualcosa che in qualche modo sia attinente all'attività, che ricordi un po' il lavoro che faceva tuo figlio, che fate voi. Natale 2016, l'amara sorpresa. L'Abaco, l'ente che per il comune veneziano gestisce le imposte sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni, invia un avviso di accertamento, 264 euro di multa, che diventano 394 dopo 60 giorni dalla notifica dell'atto, per l'omessa denuncia della pubblicità. Una sorpresa enorme quando ho visto che sono passati questi qua dell'Abaco. La burocrazia veneziana ha paragonato l'opera d'arte di Axe a un'insegna promozionale. Inutile spiegare che quel disegno era in ricordo del figlio, morto in un incidente stradale a 25 anni nel 2010. Siamo riusciti a sopravvivere dopo anni di crisi, di problemi, eccetera. Ci sono 20 famiglie che lavorano là e mi trovo anche con questo balzello. Ma intanto, a scanso di equivoci, si va a pagare il bollettino. Quando ho pagato